Siamo in grado di collegarci con Casanella. Buon pomeriggio. Oh, ciao belli! Buongiorno a tutti quanti. Mi permettete anche a me, Gigi, di ringraziare la signora per i miei vestiti, la mercantina, la signora Mirella, che lei è il suo negozio, è il paradiso del Ruma Ruma. La ringrazio tanto. Ara, tutte donne leopardate. Hai visto, Gigi, che Ma coincidenza? Ditesi proprio, insomma, nati grotta zoina, mia ormai sono una vecchia leonessa, insomma, potrei dire. Nella, allora, Ecco. intanto buon pomeriggio. Grazie, cavo altri, saluto la Piscini. Ciao Piscini! Alla cadella che Faga in primo piano Piscini! Che è vedo mia! Da sono sorda, eccola qua. Ho visto in televisione, mamma che brava che lei. Ma mi ricorda quando c'era Zoina che cantava nell'Antoniano, mi però. Ne sei cantare in ambulatorio lì, ti ricordi fare l'analisi? Ma certo, ascolta Nella. Ma stava ordinando, Ma io lo dico a Gigi. Gigi lo sai cosa mi ha fatto alla festa della donna? L'avevo invitata. Alla L'avevo festa della invitata fuori nonna? a cena. Mi ha telefonato senza voce come adesso e mi ha detto non vengo, non mi fido più di te. Ho detto ma guarda che io sono una persona serissima, poi uno con una divisa da ammiraglio cosa fa? Mi metto a corteggiare la signora, dice non mi fido delle divise, ho avuto tanti Ma problemi. aveva i trascorsi che ci, Va bene, ma- ci ricorderà dopo sul lago di Garda Scusa, negli anni certo. 60. Dica te racconta che il giorno cosa mi ha fatto alla sagra della Verruca. Dica te la Beh, racconta. lei non te- Va bene, Beppe Bifido nelle vesti di Nella oggi. Lì sarà il duello tattico e dinamico. Nicolò. Che bell'uomo che lei. Ma dicevano che anche con il signor Romano qualche Magari scappatella, o no? Mi dico che lei sa marità, guarda. E qualche retroscena di Sanremo dicevano che c'era stato qualche... Guarda, Ma la ne son signora visti- Olga soffre il fascino della divisa. No, ma Fascino anche a della te, divisa. dai, ti ricordi ne siamo visti a tirare la pensione in posta? Ti ricordi? E mi ha offerto un decaffeinato. Oh no, le brave, poi ti incanta con queste parole, te Oh no. perde, ti incanta. Invece il Meggino le rusano come la cancellata dei frati. Non verso bocca, neanche dal dentista non verso bocca. Questa acconciatura un po' particolare. Guarda, d'ore mi ponto i bigodini. Guarda, che metto per sé a pontarmi i bigodini che fare la pastissata, guarda. E poi ogni tanto dentro la parrucca. Ah, catto di tutto. Quel giorno non cattava più il telefono, il cordless. Non cattava più. Doelo. Me l'ero postato qua un attimo che aveva da fare, da mettere sul brodo. E l'ho cattato 40. Ah, che di tutto. Gina. 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 Nella. Con la cagnetta la Gina. A me cagnetta che tiro la maletta e dico, va Gina, va la correla. No, insomma, l'ho rifatta anche a me quando sono andato a suonare su al festival della Luce Vaigo. Guarda, lei sta un successone, guarda. L'unica roba che lega un titolo che mi, insomma, purtroppo dei dolori che non tante, guarda. Ho dolori dappertutto, non nessun dolore, dappertutto. Mi ha ordinato di fare delle terapie nella camera barbarica, era perché... Sì. Ah sì? Bisogna che dorma sul Nella- materasso di Astice. Nella ha parecchi cagnolini, ce li ha ancora i cagnolini? Adesso qualcuno deve darlo via, magari aveva il bin, poveretto il bin. L'altro sai che cagnette piccinini, quei che ti salta addosso e ti sporca le braghe, si ti dice giù bin, giù. E suo papà che il cane si chiamava Botto, che diceva giù Botto. Ah, dopo con la Panni, quella l'ho tenuta, quella da difesa, la Panni. Che quando suona quei che interrompe le scatole la domenica mattina che dico attacca Panni, vai. Insomma, ma dopo che non tante, dopo ti disola. Il capello rosso sotto che alla testa, ponta o era normale? È normale? Ma ti mandava? No, è normalissimo, sì, però insomma era una domanda lecita. Nella, tu che sei stata in gioventù molto bella, diciamo la verità. Molto Come bene. trovi questa ragazza? Vuoi dirmi che adesso sono cadenasso? Posso fargli gli auguri al Meggino? Sì, certo. Perché lei è una settimana che è a casa da lavorare. Sì. Vuole fargli gli auguri perché lei è a casa con la congiuntivite, vuole dire che Gino sta tranquillo, domani te ne lavorare. Anche lui, no? Perché è una malattia che l'hanno presa in parecchi. Non se la auguro neanche a un cane. Galliani, insomma,
in passato non è che sia stato sempre encomiabile come esempio del dirigente, però stavolta hanno veramente tutto il merito, tanto da essere... con me. Come? Anche con te? No, sono andato a Milano a fare il festival della pressione alta e capro anche me. Vedi che i brutti ricordi alla fine sono... Sta attenta all'ammiraglio che comincia così, dopo va a finire che ti teccati il bicchiere della dentiera sul comodino. Abbiamo la pagina Facebook di Telearena Serie A dove potrete interagire con noi in tempo reale. Potrete esprimere il vostro apprezzamento cliccando mi piace se ancora non lo avete già fatto, oppure potrete... Scusa. Gigi, mi sono messo a posto il reggiseno. Senti, ma quanto colore ci vuole per dare... Guarda, mi due tubetti. Due tubetti di arancione. Senti, la cosa più strana che hai trovato nei tuoi capelli? Oddio, aspetta, l'altra volta che era 2 mesi che cercavo di venire fuori si stava a sbattere le lettere. Era girato a culo in su. E dopo che stava un masso di ciave del granardo e mi paro io. Ecco. Scusa Gigi, devo dirti una cosa, stare oggi qua insieme a voi è stata un'esperienza veramente bellissima. Ringraziamo Filippo Rando, Filippo Rando! Filippo! Ciao a tutti, buona domenica! Lui! Lanella. Allora, grazie. Volevo salutarmene Odo e Fabrizio Zuanazzi che ogni tanto mi passa del drio. È Fabrizio o è Tiziano, il gemello? Eccolo qua. Sappiamo che- Non so io. Perché io stessi io gusto d'acqua, non riconosco me. Ti prendi un po' in giro. Va via! Stasera l'Anella andrà con Romano Mattè o con l'ammiraglio Bissoli? Col pragmatico o Col col pragmatico romantico? o con... Romantico, col Ah, romantico. 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 Va con la filo via da sola.